Zelcor presenta Il blocco dello scrittore, letto da Rosanna Lia. Se volete sostenere il canale potete farlo condividendo il video, lasciando un commento oppure con una piccola donazione su Ko-fi. L'ascolto di questa storia è sconsigliato a un pubblico minorenne o impressionabile. È la paura del foglio bianco che ti scruta a vuoto, beffardo. È il supplizio del vocabolo che non trovi. La vita è una guerra ripetuta ogni giorno. Oriana Fallaci. Dopo 15 anni di carriera nella squadra omicidi di Boston, il detective Sheridan ancora non si illudeva di averle viste tutte, ma era convinto di avere fatto almeno una scorta di ogni fattaccio strano e delitto insolito da bastargli per la vita. Tuttavia, osservando l'uomo dallo sguardo stralunato e dagli scompigliati capelli biondo cenere attraverso il falso specchio che dava sulla sala degli interrogatori, doveva ammettere che casi come quello ancora non ne aveva affrontati. Malgrado il sangue che costellava il giaccone verde militare indossato dall'uomo in custodia e che gli si andava raggrumando anche sulle mani, l'omicidio da lui compiuto non rientrava neanche nella top 10 personale di Sheridan, che aveva passato in rassegna ammazzamenti molto più cruenti e raccapriccianti. Boston era una città violenta, dopo tutto, e in così ferventi e affollati alveari umani la morte era una costante imprescindibile. Gli elementi incredibili andavano al di là del fatto in sé e per sé. Sconcertato, il detective distolse lo sguardo dal prigioniero e lo posò sul fascicolo che gli era stato consegnato qualche minuto prima da un collega. Per qualche istante i suoi occhi rimbalzarono dal volto arruffato dell'assassino a quello della foto sul primo foglio del dossier. Solo sforzandosi si poteva comprendere che l'istantanea raffigurava proprio il tizio chiuso nella sala degli interrogatori, anche se nello scatto, oltre ad avere 20 anni di meno, Zachary Bennion non sembrava un barbone afflitto da turbe psichiche con ancora addosso i postumi del suo raptus di follia. Il Bennion della foto aveva occhi di un nocciola vivace, i capelli pettinati all'indietro, lunghi ma ordinati, una lieve sfumatura di barba che gli perimetrava la bocca incurvata in un sorriso sicuro, da uomo di successo. E lo era stato, in effetti. Prima di trasformarsi nell'ansiosa creatura scarmigliata e dallo sguardo ossessionato chiusa nella stanza adiacente, Zach Bennion era stato un nome molto pronunciato che si poteva scorgere spesso dietro le vetrine delle librerie, sovente accanto ad altisonanti frasi quali «il bestseller dell'anno» oppure «il romanzo che ha scalato la classifica del Globe». Sheridan tornò a guardare oltre il falso specchio, attratto dal rosso del sangue che si scuriva a poco sulle mani nervose di Bennion. Gli venne in mente per associazione di idee che quasi tutti i suoi romanzi, se non andava errato, avevano come argomento cardine i vampiri. Una buffa coincidenza, per non dire un macabro presagio, considerando che meno di un'ora prima Bennion era entrato nella sala conferenze del prestigioso Varelli Hotel, seguendo la fiumana di persone ansiose di partecipare alla presentazione del libro di esordio di Nicholas Coleman, e che una volta dentro, dopo circa una ventina di minuti, si era diretto verso il palco, aveva afferrato il collo di una delle bottiglie d'acqua messe a disposizione dal personale dell'hotel per l'autore e il conferenziere, quindi l'aveva spaccata sul bordo del tavolo e si era avventato selvaggiamente su Nora Coleman, madre del neoromanziere, infierendo ripetutamente con il bordo frastagliato dell'oggetto. Nora Coleman, 43 anni appena compiuti, era morta nell'ambulanza durante la disperata corsa verso il Massachusetts General Hospital. Proprio come uno dei protagonisti non morti dei suoi romanzi, Bennion aveva mirato al collo, tranciandole la carotide, provocando un'emorragia di tale entità da rendere vano ogni possibile intervento.
Probabilmente se una decina di persone, tra le quali il figlio sconvolto della signora Coleman e 3 inservienti della sicurezza dell'albergo, non gli fossero prontamente saltate addosso, Bennion avrebbe continuato a menare colpi fino a ridurle il volto a un macabro Picasso. La sveltezza e la brutalità dell'attacco erano state mozzafiato. Dopo essere stato ridotto all'impotenza, il folle era stato prelevato dalla polizia in una condizione quasi trasognata che in parte conservava anche in quell'istante. Non aveva spiegato le ragioni del suo gesto. Per tutto il tempo si era limitato a bofonchiare e biascicare frasi prive di senso, un puro sfogo del delirio che gli offuscava la mente. Dopo quel raptus pareva che tutta la violenza si fosse scaricata e l'ex romanziere non aveva opposto resistenza né aveva obbligato gli agenti a metodi di contenimento più estremi. Docile, quasi sonnambulo, aveva accettato di seguirli. Il detective ipotizzò che, una volta svolte le dovute analisi, Bennion sarebbe risultato positivo a chissà quale cocktail di droghe. Ormai per le strade si spacciava di tutto, persino sostanze mostruose come la flacca o i famigerati sali da bagno, roba capace di mutare anche la persona migliore in un essere delirante assetato di sangue, come nell'orribile caso del cannibale di Miami. Dio solo sapeva che genere di broda diabolica stava lentamente esaurendo i propri effetti nelle vene di Zach Bennion. Dopo tante indagini, ormai Sheridan non necessitava più di alcuno che gli spiegasse i rapporti che venivano inviati dal reparto di tossicologia, ma ciò che aveva di fronte agli occhi lo stupiva. Le sue previsioni si erano rivelate totalmente sbagliate perché le analisi riferivano nero su bianco che Bennion al momento dell'omicidio di Nora Coleman era pulito. Sicuramente era uno che faceva uso di droghe e che beveva parecchio, ma il giorno del suo raptus non si era fatto nemmeno uno spinello. Questo aveva lasciato il detective in una situazione di sconcerto dal momento che aveva puntato tutto su una reazione violenta e immotivata scaturita dalla consumazione di qualche nuova droga sintetica. Invece pareva che dietro le quinte di quell'assassinio ci fossero motivazioni diverse, più oscure. Poteva benissimo trattarsi di un folle, una mente impazzita che per qualche cortocircuito psichico aveva deciso di sfogare una violenza latente, tornando poi in stato di quiescenza. O forse poteva esserci una diversa interpretazione. Dopo aver assistito all'autopsia di Nora Coleman, l'iniziale idea del detective che la tragedia si basasse su un consumo di droga prese a collassare su se stessa. Stesa sul tavolo di acciaio inossidabile stava una donna alta e magra, le curve ben cesellate, il seno invitante, ma la sua avvenenza, percepibile anche nel livore della morte, si interrompeva bruscamente dal collo in su. Era come se uno squalo l'avesse morsicata più e più volte, scartavetrandole letteralmente il volto dal teschio. Gli omicidi non erano tutti uguali, e una ferita inferta in una parte del corpo piuttosto che in un'altra poteva rivelare matrici diametralmente opposte. Nel caso di Nora Coleman, fin da subito era parso piuttosto chiaro a Sheridan che il movente affondava le radici in qualcosa di personale. Non un'esplosione di pazzia scatenata da qualche allucinogeno e neanche un impulso sfogato sul primo sfortunato a disposizione. Il fatto che Bennion avesse mirato al volto e al collo simboleggiava il manifestarsi di un odio profondo per quella precisa donna. In poche parole, l'assassino aveva agito con lo specifico intento di uccidere Nora, mettendo in pratica quello che in ambito forense è chiamato overkill. Non desiderava solo ammazzarla, ma cancellarla dalla faccia della terra. Malgrado ci fossero buoni presupposti per approfondire tale teoria, una rapida ricerca fece nuovamente comparire vivace perplessità sul viso del detective. Stando ai dati in suo possesso, le vite di Zach Bennion e di Nora Coleman si erano incrociate una volta soltanto, ovvero il giorno in cui lui l'aveva massacrata con la bottiglia rotta.
Questo sembrava far crollare pure la seconda tesi, dal momento che tra vittima e offender non esisteva alcuna relazione né superficiale né intima che giustificasse quell'eccesso di violenza. Nessun chiarimento provenne inoltre dal fronte di Benyon, imbozzolato in un atteggiamento apatico che lo rendeva simile a un automa in grado di svolgere solo i comportamenti più basilari. Mangiava, beveva, andava in bagno e dormiva per gran parte del tempo, senza minimamente preoccuparsi del carosello a cui aveva dato vita, quasi che non gli importasse di essere giudicato colpevole e di finire in carcere o essere internato a vita in qualche struttura psichiatrica. Pareva che, compiuto il suo inaudito atto di ferocia immotivata, avesse esaurito ogni grinta, persino quella necessaria a difendersi. Non aveva nemmeno chiesto un avvocato e non aveva spiegato nulla che gettasse luce su quanto aveva fatto, né a Sheridan né ad altri suoi colleghi. A quel punto, vedendo ogni strada sbarrata dopo pochi passi, il detective decise che per venire a capo di tutta quella faccenda occorresse scavare molto più a fondo di quanto solitamente avrebbe fatto. Per come si era svolto l'assassinio, trovava categoricamente impossibile che Benyon e la signora Coleman non avessero avuto dei trascorsi in comune. Andava contro ogni regola del moderno profiling. La sua perseveranza finì con il premiarlo in un modo che non si aspettava. Zachary Benyon sedeva dall'altro lato del tavolo, i capelli che gli scendevano sul viso come un mesto sipario grigiastro. Non sollevò il capo quando Sheridan entrò nella sala degli interrogatori, né quando il poliziotto, prendendo posto di fronte a lui, gli avvicinò un bicchiere di polistirolo colmo di tè caldo e zuccherato. Tenne il capo chino in un atteggiamento che poteva esprimere tanto la sconfitta quanto l'indifferenza, e Sheridan credeva fosse la seconda, conoscendolo. Automaticamente il detective dichiarò al prigioniero che poteva avvalersi di un legale in qualunque momento. Benyon non si mosse. Il poliziotto gli domandò, come già aveva fatto moltissime volte, se capiva la ragione per la quale fosse stato arrestato e se aveva compreso i diritti che gli erano stati letti nel momento della cattura. Di nuovo, nessuna reazione. Senza dare segno di essere spazientito, il detective aprì la cartellina grigia con sopra stampato il logo del Dipartimento di Polizia di Boston, sfilandone una grossa fotografia che fece scivolare verso l'assassino. Non disse nulla, limitandosi ad attendere, e non dovette farlo per molto. Non appena gli occhi di Benyon individuarono la fotografia attraverso il velo dei propri capelli incolti, i muscoli gli si tesero immediatamente, quasi fossero percorsi da una corrente elettrica. Il suo respiro, dapprima così calmo da non essere udibile, si fece sempre più agitato e rumoroso, pregno di odio. Le mani gli tremarono, generando un frenetico tintinnio di catene che gli stringevano i polsi, immobilizzandolo al tavolo. Risucchiò l'aria dal naso per ancora qualche secondo, brutalmente. Poi le sue dita si avventarono sulla foto, proprio come qualche giorno prima si era scagliato su Nora Coleman in carne e ossa. Sheridan si era atteso una qualche reazione, ma non di quella violenza. Tuttavia non trasalì né sussultò, limitandosi a osservare l'ex scrittore fare a brandelli la fotografia, sminuzzandola con una rabbia che raramente il detective aveva avuto modo di vedere. Nell'impeto il bicchiere si era rovesciato e una macchia ambrata di tè si allargava tra i due uomini, trasportando minuscoli pezzetti di carta che, come le tessere di un puzzle, riportavano frammenti dell'immagine intera, ovvero una foto di gruppo scattata nell'inverno del 2000 in un palazzo di North End, durante uno dei ricevimenti annuali della Night Humanity. Attese che l'altro si fosse calmato, tornando a respirare normalmente. Dopodiché Sheridan, con voce di poco elevata dal sussurro, gli chiese di spiegargli cosa stesse succedendo.
Nuovo silenzio si allargò tra di loro, prima che finalmente Bennion si decidesse a sollevare il capo. Sotto i capelli i suoi occhi brillavano di un residuo di furia che annegava lentamente nella tristezza più cupa e disperata che Sheridan avesse mai scorto in un essere umano. Zack Bennion prese un profondo respiro, quindi iniziò a parlare. Il taxi si arrestò dolcemente all'indirizzo di North End che era stato comunicato al guidatore a inizio corsa. Zack Bennion pagò la tariffa e ci aggiunse $20 di mancia, facendo sorgere un sorriso sul volto scuro del pakistano seduto dietro il volante. Dopodiché scese e rabbrividì, malgrado il pesante cappotto di cammello che lo avvolgeva. Era il 28 dicembre, il primo Natale del nuovo millennio aveva portato con sé freddo polare e abbondanti nevicate. La via alla quale si affacciavano austeri edifici di mattoni dall'aria cupa e vittoriana era immersa nel buio e nel silenzio quasi totali. L'oscurità era appena stemperata dagli aloni colorati di qualche decorazione avvolta alle ringhiere dei terrazzi e al palpitio giallo di un semaforo che lampeggiava pigro a un incrocio. Una neve farinosa si materializzava dal cielo, depositandosi sui tetti e sui marciapiedi con un crepitio a stento percettibile. Lo scrittore, che all'epoca era sulla cresta dell'onda e non si era macchiato di nessun efferato omicidio, scivolò di fronte alle vetrine buie dei negozi, il bavero sollevato e le mani affondate nelle tasche, pregustando il calore che di lì a poco gli avrebbe sciolto le membra intirizzite. Raggiunse un massiccio edificio di arenaria dalla facciata severa che pareva uscito da un romanzo gotico. L'ingresso era un ampio portone dai batacchi di rame ossidato, uno dei quali Bennion usò per bussare. Qualche attimo dopo uno spioncino scivolò di lato, rendendo visibili 2 occhi indagatori. Una voce profonda e cordiale chiese al romanziere la parola d'ordine e questi, senza la minima esitazione, replicò «Ruthven». Una delle ante si spalancò introducendo Bennion in un'anticamera foderata di broccato oro e porpora. L'usciere era un uomo grande e grosso, calvo come una palla da biliardo e con folti mustacchi rossi arricciati sulle punte. Il ventre che tendeva l'elegante camicia d'altri tempi con lo jabot increspato e polsini di pizzo. Dando il benvenuto al nuovo arrivato, si fece consegnare il soprabito e scostò un tendaggio. Bennion lo ringraziò con un cenno del capo e proseguì, incamminandosi in un'atmosfera soffusa e medievale. Il brano gothic rock suonato da una piccola band pulsava su pareti di pietre a vista, ammantate di paramenti di seta viola, dove si aprivano nicchie dentro le quali fremevano le fiammelle di candele lacrimanti cera nera, con teschi umani a fare da candelabro. Sembrava di muoversi nelle segrete di un castello della Transilvania, con colonne sormontate da mostruosi gargoyle e bracieri appesi al soffitto che spargevano sulla folla sottostante veli di fumo aromatico. Molti, nel gettare lo sguardo su quella bizzarra moltitudine, si sarebbero sentiti a disagio, ma non Bennion. Egli amava quel genere di ambiente e per via dei suoi romanzi era molto apprezzato tra i membri della Night Humanity, una delle più importanti associazioni di vampiri del Massachusetts. L'abbigliamento del romanziere si uniformava a quello degli altri ospiti che sciamavano nel salone. Camicia di scintillante seta nera dalle ampie maniche strette da polsini inamidati, sotto un ricco panciotto damascato viola e oro, mentre al collo gli si avvolgeva un ascot rosso cupo nel quale risplendeva una spilla a forma di pipistrello. Non si sovrapponeva per niente all'immagine dell'uomo grasso, informe e trasandato nel quale si sarebbe trasformato da lì a 20 anni. Era bello, molto affascinante. Gli abiti gotici avvolgevano un fisico atletico. I capelli, lisci e ordinati, erano stretti in una coda di cavallo. Al lobo sinistro gli luccicava uno zaffiro, mentre le lunghe dita erano adorne di anelli elaborati. Venne salutato e circondato da molte persone che si complimentarono per i suoi recenti successi editoriali, domandandogli autografi.
Tutto attorno era un serico fruscio di vestiti e giacche, un guizzare di volant, un liquido scomporsi di luce ambrata sui ricami. Molti avevano il viso imbiancato dal cerone sul quale spiccavano labbra rosso sangue, ma nessuno cadeva nella trovata pacchiana dei denti finti. Ovviamente Bennion, come tutti in quel club, non era un vampiro vero. Era solo affascinato da quella sottocultura e, come la maggioranza dei suoi membri, provava eccitazione sessuale nel bere sangue, tanto quello che veniva spillato dalle sacche nell'angolo bar accanto al caminetto, quanto quello che sgorgava da una vena appena recisa. Per quanto macabra potesse apparire a un esterno, la faccenda era rigidamente controllata. La Night Humanity effettuava una severa selezione di coloro che facevano richiesta di aderirvi e si veniva ammessi solo dimostrando di non avere precedenti penali e trascorsi psichiatrici, senza contare che la quota annuale era di $800. Oltre a questo, tutti i membri venivano sottoposti ad analisi del sangue una volta al mese per evitare che qualcuno affetto da malattie donasse ad altri i propri fluidi. Chiunque sgarrasse anche di poco dalle normative dell'associazione veniva immediatamente allontanato, o meglio solarizzato, come dicevano i membri, e non poteva più fare richiesta di tornare né a Boston né in altre sedi. Fu proprio mentre si portava alle labbra un calice di cristallo filigranato d'argento colmo di A positivo caldo e aromatizzato che gli occhi di Bennion la individuarono, cosa non difficile neppure in quella moltitudine, dal momento che era una dei pochi a sfoggiare una chioma di un biondo ardente, come onde di grano sotto un sole estivo in aperto contrasto con i colori scuri che dominavano la scena. Venne dritta verso di lui. Il magnifico abito nero e ametista che le ondeggiava sul corpo slanciato, aprendosi nei punti giusti per rivelare invitanti barlumi di pelle candida. Aveva lineamenti fini e 2 occhi azzurri come un crepuscolo d'autunno, i più belli dai quali il romanziere fosse mai stato osservato. L'avanzare della donna fu languido ma sicuro. Quando lo ebbe raggiunto, senza esitazione gli si fece abbastanza vicina da permettergli di fiutare l'aroma vanigliato del suo corpo, prima di immergere il lungo indice nel calice. Spostò la testa sulla spalla, esponendo il bellissimo collo sul quale tracciò con il dito intinto di liquido una pennellata cremisi. Nel vedere quella striscia spiccare sull'avorio della pelle, Bennion sentì sfrigolare un'eccitazione potente. Per esperienza sapeva che quell'ambiente aveva effetti altamente afrodisiaci, capaci di disinibire anche la persona più timida e riservata. Senza esitare, agganciò la vita sottile della sconosciuta con il braccio, percependo il suo seno fasciato di velluto premergli sul petto. Quindi si chinò per posare le proprie labbra sul collo della donna, leccando con lentezza la sfumatura di sangue. Lei emise una risata roca e seducente prima di prendergli con dolcezza il calice di mano, sorbendone un sorso. Si sporse in avanti, baciandolo. Il sangue passò da una bocca all'altra, scendendo in rivoli scarlatti lungo i lati delle loro labbra. La musica, il sangue e l'alcol inebriarono la testa di Zack Bennion in un'alterazione piacevole. Mentre ballava con quella sconosciuta, stregato dai suoi occhi, avvertiva i giri del proprio cuore aumentare di un'eccitazione raramente sfiorata. Di lei non sapeva nemmeno il nome, non avevano scambiato neanche una parola. Sentiva che ogni scambio verbale sarebbe stato un'aggiunta superflua, persino controproducente. Voleva che il loro incontro preservasse quell'intensa magia, rimanendo ciò che Bennion desiderava: il congiungersi di 2 creature notturne. Verso l'1 del mattino furono radunati tutti lungo una parete decorata dell'ampio salone, venendo immortalati in una foto di gruppo che sarebbe stata distribuita a tutti i soci, nonché conservata negli annali della Night Humanity.
quasi non si rese conto di stare salendo su per la scalinata di pietra che conduceva ai piani superiori, né di percorrere un lungo corridoio dalla passatoia scarlatta come una strada di sangue, ai cui lati sfilavano porte di ebano. Non era la prima volta che, in compagnia di una donna, si recava in una delle alcove che il club metteva a disposizione dei soci, ma di certo non aveva mai provato un tale senso di trepidazione. Lei era bellissima, ma non soltanto questo. Ogni suo gesto, ogni barlume fra i riccioli biondi o il glaciale palpito azzurro dei suoi occhi era come il richiamo di una sirena, seducente e pericoloso. Già avvinghiati entrarono nella magnifica stanza, roteando come in una danza frenetica per cadere sulle fresche lenzuola color vinaccia del letto a baldacchino. Ci fu l'argenteo scintillio di una lama, poi il lento colare di un rivolo di sangue lungo la curva piena del seno di lei. Smanioso, avvinto dall'eccitazione che la vista di quel liquido vitale gli accendeva nell'anima, Bennion succhiò la piccola ferita con passione, restando stupefatto dal suo insolito sapore. Era abituato al gusto ferroso del sangue, ma quello della sconosciuta era diverso, come un caldo cordiale impreziosito di cannella. Gli andò subito alla testa, frastornandolo, rendendogli la mente un indefinito turbinio di sensazioni, di eco, di visioni impalpabili che gli danzavano attorno. Il suo ultimo pensiero, quasi coerente, prima che anche il corpo gli diventasse qualcosa di fluido e incontrollabile, fu che probabilmente la donna doveva avere insaporito il proprio sangue iniettandosi in vena una qualche misteriosa sostanza. Dopodiché galleggiò in un mondo di sogni fantastici e mutevoli, un carosello di luci e ombre ora languido, ora rapido. Il battito cardiaco era diventato il rullare di 1000 tamburi. Il suo corpo era un ricettacolo di piacere superlativo. Ogni terminazione nervosa ululava di godimento puro. Lei gli era sopra, pallida e scintillante, una magnifica succubus evasa dalle pagine di un libro di magia nera, il sudore che gli affiorava dalla pelle in goccioloni brillanti, tramutandola in una divinità notturna di perla e d'oro fuso. La sentiva oscillare e contrarsi su di lui a ritmo sempre più serrato, avanti e indietro. Dalla sua bocca esalava un canto strano, una litania di parole che si intrecciavano nell'aria in versi incomprensibili, espressi in una lingua che l'orecchio di Bennion non comprendeva, ma della quale percepiva l'intrinseco oscuro potere. Si sentiva svuotare. Percepiva una parte di sé scorrere a ogni colpo di lombi, fluendo via, risucchiata dal corpo della donna. Un gelido fremito di paura lo attraversò, una secchiata d'acqua gelida sul corpo bollente di desiderio, scompigliandogli le emozioni come il vento che arruffa un prato con una folata fredda e improvvisa. Ebbe un piccolo moto di ribellione, ma i suoi muscoli, rammolliti dal piacere, non gli ubbidirono, tremando appena al suo comando. La schiena gli si inarcò con violenza, muscoli e scheletro piegati contro la propria volontà. Una fitta di dolore, tremenda ma fulminea, quasi che qualcosa dentro di lui si lacerasse, lo fece boccheggiare. Stelle multicolori gli trafissero le cornee, spasmodici fuochi artificiali scoccarono tra le pieghe gommose del cervello. Poi il piacere lo sommerse come una calda, pastosa marea di sogni, anestetizzando la sofferenza, lenendo i suoi pensieri e spegnendo anche gli ultimi residui di paura. Fu svegliato l'indomani da uno degli inservienti del club ed era solo in mezzo alla soffice vastità del letto. Tornò a casa a bordo di un taxi mentre il mattino bagnava di rosa il cielo dietro i palazzi, stordito dal peggior malessere della sua vita, un misto di dopo sbronza e febbre alta.
Rimase immerso in un senso di confusione e sonnolenza fino a sera, rifiutando di ingerire cibo solido. Soltanto il mattino dopo ritrovò una parvenza di vitalità, seppure sentendosi ancora tramortito. Quando tentava di rievocare i ricordi della notte passata, vedeva solo immagini confuse, avvertendo nel petto una frenesia spiacevole. Cenò con il suo editore quella sera. Dopo i soliti salamelecchi, l'uomo gli fece notare con il tatto di un diplomatico in missione che era ormai trascorso molto tempo dall'ultima volta che gli aveva presentato una nuova bozza. Sorrideva nel dirlo, ma quello era un sorriso che celava una moderata ansia e Bennion, seppure cogliendolo al volo, decise di fare finta di nulla. Gli editori, anche quelli migliori, non sono altro che avide sanguisughe nervose e la loro più grande paura è che la vena alla quale si abbeverano si inaridisca di colpo. Il romanziere lo tranquillizzò affermando che aveva un paio di buone idee che maceravano nella sua immaginazione. Ci credeva davvero, del resto non aveva alcun motivo di pensare il contrario. Alcune settimane più tardi, quando si sedette di fronte al computer per tradurre in frasi i propri pensieri, restò per oltre un'ora a fissare il cursore che lampeggiava nell'angolo in alto a sinistra del foglio elettronico. Quando spense il computer non aveva aggiunto neanche una sillaba. Non si allarmò, non al momento. Forse doveva ancora smaltire lo sconvolgimento emotivo della sua notte brava al club. Fece passare ancora qualche giorno, ma quando tornò di fronte al PC si ripresentò la stessa frustrante sensazione di avere un'incrostazione calcarea a fare da tappo al condotto che solo pochi mesi prima sgorgava facilmente fiumi di pensieri e intrecci narrativi. Occupava le ore seduto nervosamente alla scrivania, oppure misurando la stanza a grandi passi, sfogliando gli appunti, leggendo le note che aveva stampato. Le bozze sgrammaticate che gli erano parse rozze ma gravide di ottimo potenziale, come frutti acerbi sui quali si intravedono le prime sfumature di colore, adesso gli si presentavano non solo lontane dalla maturazione, ma persino con accenni di marciume. Stentava a credere di essere stato lui a produrre delle simili idiozie. Un analfabeta con turbe psichiche avrebbe di certo sfornato qualcosa di più piacevole. Iniziò ad avvertire i primi sintomi della tensione che con l'andare dei giorni crebbero fino a tramutarsi in vere fitte di panico. Trascorreva le notti in bianco, febbricitante, incredulo di trovarsi in quella condizione. Fin da ragazzino era stato benedetto da una fantasia fervida e rapida, capace di intrecciarsi anche partendo da idee striminzite, e mai nella vita avrebbe creduto di gettare le reti nell'immaginazione e ritirarle vuote. Dopo essersi spremuto le meningi per quasi 3 mesi, era riuscito solo nell'intento di produrre la bozza di una prima parte. Si vergognava a sottoporre all'editore un testo simile, ma del resto era stato lui a incentivarlo a mandare qualcosa. Meno di un'ora dopo averglielo spedito in allegato con una mail, l'editore aveva chiamato sul cellulare con il tono di voce tra lo spaventato e il divertito di chi crede, o meglio si augura di cuore, di essere caduto vittima di una burla. Gli aveva chiesto se avesse voglia di scherzare, perché il testo che gli aveva appena spedito, qualsiasi cosa fosse, non sarebbe andato bene neanche per trascorrere il tempo seduti sulla tazza del gabinetto. Nessuno scherzo, aveva replicato lo scrittore in uno stato d'animo che colmava tutte le gradazioni tra l'offesa e la depressione. Quelle poche pagine sconclusionate erano il frutto di un lavoro che l'aveva prosciugato di tutte le energie. La cosa più spaventosa, anche se Bennion si guardò bene dal riferirlo all'editore già abbastanza sconvolto, era che dubitava sarebbe riuscito a fare di meglio. Senza che se ne rendesse conto, il piedistallo del successo sul quale pubblico e critica l'avevano posizionato per via dei suoi numerosi bestseller vampireschi aveva preso a inclinarsi sotto i suoi piedi, pendendo progressivamente nei mesi a venire.
Nel giro di un affannoso anno e mezzo, a seguito di sforzi che l'avevano quasi mandato sull'orlo di un esaurimento nervoso, era riuscito a cavare dal suo estro inaridito sostanza sufficiente a imbastire un nuovo romanzo, sebbene a paragone di quelli da lui precedentemente scritti apparisse banale e sterile quanto un libretto di istruzioni. Dopo vari rimaneggiamenti e tante notti in bianco, seppure non molto soddisfatta, la casa editrice aveva infine accettato di mandare alle stampe quello che per tutti, compreso l'autore, era un vero aborto letterario. Contavano sul fatto che il nome di Bennion valesse abbastanza da riempire le mancanze del romanzo e che i fan fossero troppo golosi delle sue opere per accorgersi della differenza con quelle passate. Del resto, moltissimi autori di successo erano riusciti a fruttare ancora moltissimo, malgrado le miniere della loro fantasia si fossero esaurite da lungo tempo, trasportati dal fanatismo di lettori così appassionati e poco obiettivi da glorificare qualsiasi cosa recasse il nome dei loro autori prediletti. Ma nel caso di Zach Bennion le cose non andarono così. A pochi giorni dall'uscita del libro, centinaia di persone intasarono i social del romanziere e della casa editrice con recensioni negative, oltre che a veri e propri insulti. I toni si fecero così ostili che Bennion temeva di aprire la finestra e vedere una fila di persone inferocite marciare verso casa sua armate di torce e forconi. Seppure atrocemente deluso, non poteva biasimarli. Aveva dato loro una minestra di frutti di mare fredda spacciandola per aragosta. Nessuna meraviglia che si fossero sentiti oltraggiati. Passarono altri mesi senza che le strenue fatiche dello scrittore dessero alcun risultato, eccetto per prodotti così infimi che nessuno avrebbe mai avuto il coraggio di pubblicarli, specie dopo la batosta precedente. Della sua prosa sciolta ed elegante, delle sue trame sensuali ed avvincenti, capaci di tenere i lettori con il naso incollato alle pagine, non era rimasto nulla. Seriamente preoccupato per il futuro, Bennion cominciò a mettere in vendita alcuni dei suoi immobili, cercando di temporeggiare il più possibile. Continuava a ripetere a se stesso e a chiunque che si trattava di una crisi creativa momentanea. Niente che non fosse capitato anche a scrittori migliori di lui e che sarebbe passata da sé. Trascorsi 3 anni, durante i quali il suo nome non figurò più nei cataloghi delle nuove uscite, il romanziere ripiegò su altri espedienti. Riuscì a convincere un regista a realizzare una serie TV basata sui vampiri, della quale sarebbe stato produttore e protagonista. Per un po' sembrò funzionare. Bennion era un bell'uomo e finché si limitava a togliersi la camicia e fissare l'obiettivo con fare da seduttore, tutto andava bene. Il problema era che aveva le capacità recitative di un cactus, come scrisse di lui la rubrica di una famosa rivista televisiva. La serie chiuse i battenti a metà della seconda stagione per un tracollo dell'audience. All'inizio del suo 4º anno di blocco dello scrittore, un'idea dapprima nebulosa e poi via via più solida si cristallizzò nella sua testa. Stava sfogliando uno degli album rilegati in cuoio nero che una volta all'anno la Night Humanity spediva ai membri. In una foto di gruppo rivide se stesso con il braccio agganciato alla vita della donna misteriosa con la quale aveva passato la notte più strana ed estatica della sua esistenza. Aveva incontrato lei, poi la sua vita aveva preso a sgretolarsi. Possibile che i 2 eventi fossero collegati? Ricacciò a lungo quell'irrazionale ipotesi, ma più la respingeva e più questa tornava a fargli visita, ripresentandosi più solida, più reale. Del resto, non era forse vero che di quella notte non ricordava quasi nulla, a parte la vaga reminiscenza di una sorta di strana litania da lei cantata mentre facevano l'amore? Non gli sovveniva forse di una nebulosa paura unita al sentore che qualcosa di intimo e segreto venisse travasato dal suo corpo a quello di lei? Sentendo che quell'idea assurda non l'avrebbe lasciato in pace fino a che non l'avesse assecondata solo in parte, Bennion aveva controllato i nomi scritti in minuscoli caratteri sotto alla foto. La donna si chiamava Camille Taylor.
Senza nutrire molte speranze al riguardo e sentendosi un po' stupido a dare credito a una simile follia, si recò alla sede bostoniana della Knight Humanity chiedendo di poter avere qualche informazione sulla donna o anche solo sapere se partecipasse ancora alle loro soirée. Gli fu risposto di no a entrambe le domande. Camille Taylor non metteva più piede in quel palazzo ormai da anni. E inoltre, come Bennion avrebbe dovuto sapere, era politica del club non fornire alcuna informazione riguardo ai dati sensibili dei propri affiliati. Sulle prime non aveva insistito, dandosi dell'imbecille per avere anche solo ipotizzato una tesi tanto stramba. Con il passare delle settimane, tuttavia, l'idea che Camille Taylor fosse riuscita chissà in che modo a sottrargli la capacità di scrivere tornò a bussare di prepotenza contro le soglie della sua mente, inducendolo a chiedere un colloquio con il direttore dell'associazione. Egli, un elegante sessantenne che avrebbe avuto un successo clamoroso nel ruolo di Dracula, spiegò con modi pazienti e pacati che, a meno di non essere di fronte a un crimine comprovato, le generalità dei membri non potevano essere confidate senza eccezioni. Depresso, Bennion non aveva saputo come replicare. L'appropriazione indebita di ispirazione letteraria non poteva certo considerarsi un reato. Così tentò un approccio diverso, chiedendo informazioni sulla donna misteriosa ad altri frequentatori del palazzo, ma i suoi furono tentativi infruttuosi e maldestri. Non molto dopo ricevette una lettera scritta su carta costosa e filigranata attraverso la quale, con parole magniloquenti, il consiglio della Knight Humanity di Boston lo informava della sua espulsione a vita dal club a seguito di reiterato comportamento scorretto, con effetto immediato e senza possibilità di appello. Era stato solarizzato. Avvinto da una paranoia sempre più intensa e soverchiante, Bennion usò gran parte del suo restante patrimonio per ingaggiare un detective privato nella trepidante speranza di poter rintracciare Camille e avere un confronto con lei, confermando o depennando l'ipotesi che in qualche maniera c'entrasse con il suo stato di costipazione mentale. Purtroppo le indagini dell'investigatore si scontrarono ben presto contro un muro di gomma. La sola cosa certa era che Camille Taylor era un'identità fittizia dietro la quale il vero nome della donna era rimasto segreto. Senza più appigli ai quali aggrapparsi, il romanziere venne inesorabilmente risucchiato dalla marea del disastro. Non si arrese senza lottare. Spese una follia in sedute di ipnosi regressiva, corsi orientali di meditazione, persino terapie non molto ortodosse e diete particolari ancora più controindicate. Fece davvero l'impossibile per sturare la crosta che bloccava la grotta delle meraviglie della sua mente, dalla quale per anni aveva attinto storie fantastiche. Ogni tentativo si concluse con un fallimento. Il sospetto che la sua condizione fosse scaturita da qualcosa che l'irreperibile Camille gli aveva fatto, anziché diluirsi, divenne sempre più una certezza, al punto da trasformarsi in una vera paranoia che non lo lasciava dormire. Per sedare gli attacchi di panico e le ansie sempre più gravose, iniziò a bere e a fare uso di sostanze illegali, scialacquando ulteriormente quanto restava del suo conto in banca. Il bel tipo dai capelli di seta e dallo sguardo magnetico regredì sempre di più in qualcosa di sgraziato, grasso e sciatto, con gli occhi vacui e sospettosi e l'alito che puzzava di whisky a basso costo. Dovette vendere l'attico in centro per un appartamento squallido entro i confini della Chinatown, mettendosi a lavorare in uno dei tanti ristoranti cinesi in qualità di aiuto cuoco. Per un periodo i suoi amici più stretti gli erano rimasti accanto, sostenendolo sia moralmente che economicamente. A lungo andare, però, sotto i loro sorrisi si erano fatti evidenti l'imbarazzo, il fastidio e la voglia di rendere più brevi quelle visite, quasi che in un certo senso temessero che la decadenza nella quale lo scrittore era caduto potesse contagiarli.
Ben presto, ormai ridotto in stato di indigenza, Bennion era rimasto solo con i suoi deliri e i suoi complotti, spesso svegliandosi nel cuore della notte con il sentore di una presenza opprimente sul petto e la percezione che una parte di sé mancasse dal suo corpo. Per 20 lunghi anni era affondato nella palude dell'oblio e dell'autocommiserazione, eclissandosi dal firmamento degli scrittori, fino al giorno in cui aveva visto Camille Taylor osservarlo da un androne. Trasalendo era rimasto paralizzato, rendendosi conto a poco che non si trattava affatto di lei, bensì di un cartonato a grandezza naturale che qualcuno aveva posizionato all'ingresso del Varelli Hotel per promuovere la presentazione del romanzo di esordio di Nick Coleman. Per un lungo minuto Bennion era rimasto a fissare quella sagoma di cartone con occhi turgidi di incredulo panico. Le iridi di Coleman erano dello stesso fosco azzurro che tanto l'aveva attratto in quella notte lontana, la medesima conturbante sfumatura che aveva palpitato nello sguardo di Camille Taylor. Ma non fu l'unico dettaglio che, riavendosi dall'iniziale sorpresa, l'ex scrittore poté notare. Il viso di quell'autore esordiente, che non poteva avere più di 20 anni, non solo aveva parecchi punti in comune con quanto rammentava di quello della donna misteriosa, ma persino con il volto di Bennion stesso. Di colpo fu tutto chiaro. Con gesti d'automa seguì la gente che entrava nell'albergo, prendendo posto in una delle molte sedie che riempivano l'imponente sala congressi. Lei era lì, come si era aspettato, seduta in prima fila, stagionata dagli anni ma non imbruttita, ancora terribilmente affascinante, al punto che un moto della vecchia passione gli si ravvivò nel petto come braci morenti sotto un soffio d'aria. Si riscosse, mai più sarebbe caduto vittima di quella fatale malia che gli aveva portato via tutto. Di colpo fu come se un brandello residuo della sua ispirazione atrofizzata fosse riuscito a strisciare fuori dall'occlusione, facendogli germogliare in mente un'ultima buona idea. Solo che non l'avrebbe usata per un romanzo. Non questa volta. Sapeva esattamente cosa fare e l'avrebbe fatto. Smise di parlare. Tra lui e Sheridan si allargò un silenzio pregno di incredulità, poiché il detective faticava a metabolizzare la storia che gli era stata appena raccontata. O Bennion pensava di cavarsela puntando sull'infermità mentale, oppure era completamente fuori di testa, sebbene Sheridan stentasse a credere che esistessero persone dalla mente così corrosa dal delirio da immaginare sul serio che qualcuno, attraverso un incantesimo o chissà cosa, potesse rubare loro la capacità di scrivere e trasferirla al proprio figlio, trasformandolo in un romanziere acclamato. Se Zack Bennion si fosse limitato a perseverare nel silenzio, il detective avrebbe semplicemente concluso che fosse pazzo. Ma l'uomo aggiunse qualcosa in tono sommesso e tremulo, quasi supplichevole. Spiegò che aveva parlato di quel fatto non per giustificare le proprie azioni o spiegarle, ma solo per purgare la propria anima da un segreto che minacciava di marcirgli dentro. Non voleva però che trapelasse e meno che mai voleva che tale storia giungesse alle orecchie di Nick Coleman, il figlio che fino a poco tempo prima non sospettava di avere. Di finire in carcere per molto o per sempre non gli importava minimamente. Usassero pure il movente che preferivano, lui stesso gliene avrebbe suggerito uno se la fantasia gli fosse mancata. Ma se Sheridan avesse parlato di quella vicenda, lui avrebbe negato tutto e si sarebbe categoricamente rifiutato di confermare le sue parole con un test del DNA. Aveva fatto quello che sentiva di dover fare, liberare il mondo da una ladra che senza alcuno scrupolo, senza alcun riguardo, lo aveva derubato del suo bene più intimo e prezioso. Tuttavia non voleva che ulteriore sofferenza fosse riversata su Nick, il quale aveva l'unica colpa di essere stato generato da una donna mostruosa e avida. Tornò ad appoggiarsi allo schienale e non parlò più.
Lo dichiararono capace di intendere e volere e pertanto colpevole con tutte le aggravanti che fu possibile imputargli. Zach Bennion non si aspettava nulla di più, ma ciò non di meno provava una pace interiore limpida e lenitiva che non sentiva da molto, molto tempo. Una volta in carcere avanzò una sola richiesta: che gli venisse portato il romanzo di Nick Coleman. Molti rabbrividirono a quella pretesa, convinti che fosse un modo perverso di rivivere la libidine del suo crimine. Non era così, ovviamente, ma Bennion non perse tempo a smentirli o giustificarsi. Erano passati gli anni in cui gli importava qualcosa delle altrui opinioni. Nelle lunghe ore dietro le sbarre lesse avidamente quei capitoli, sorridendo nel sentire i propri occhi riempirsi della prosa scorrevole e accattivante del primo romanzo di Coleman. Non parlava di vampiri eleganti e sofisticati. Malgrado ciò, Bennion vi avvertì una profonda affinità con lo stile che aveva utilizzato lui, quando ancora poteva fregiarsi del titolo di romanziere. Era come se le parole stampate su quelle pagine, al pari di un balsamo mistico a lungo cercato, potessero decongestionare il canale otturato dentro la sua mente, sgocciolando fresche e consolanti sulla ferita insanabile che Nora Coleman gli aveva inferto all'anima 20 anni prima. Forse, finalmente, si sarebbe rimarginata. Qui finisce Il blocco dello scrittore, scritto da Zelkor, letto da Rosanna Lia. Se volete sostenere il canale potete farlo condividendo il video, lasciando un commento oppure con una piccola donazione su Ko-fi. Grazie per l'ascolto e a presto con un nuovo racconto di Zelkor, storie horror e del mistero.